Salimos para la carretera, la gente me llama consigo la digo que yo estoy Attenzione, è stato smarrito un portafoglio giallo, chi l'avesse perso ce l'ho io. Colori, giallo, blu. C'è daltonico, guarda te, daltonico. Benvenuti alla finale Under 16 tra Arcella Padova e Trevenzuolo. Diamo la lettura delle formazioni. Per l'Arcella Padova, con il numero 1 Tobaldo Edoardo, con il numero 2 Mezzocolli Achille, con il numero 3 Bonisegna Lorenzo, con il numero 4 Ciatto Mattia, con il numero 5 Ratta Luca, con il numero 6 Minnichi Riccardo, con il numero 7 Antoniazzi Marcello, con il numero 8 Michelon Gabriele, con il numero 9 Bragellanu e Edoardo, con il numero 10 Cappellari Manuel, con il numero 11 Todesco Lorenzo, con il numero 12 Carraro Jacopo, con il numero 13 Barallo Filippo, con il numero 14 Giro Filippo, con il numero 15 Mazzorana Michele, con il numero 16 Ciolotto Stefano,
con il numero 17 Salvatore Federico, con il numero 18 Zirbi Pietro, con il numero 19 Tosato Francesco, con il numero 20 Aliagiu Zaccaria. Per il Trevenzuolo, con il numero 1 Meneghello Damiano, con il numero 2 Perini Davide, con il numero 3 Trevisani Denis, con il numero 4 Gonzaga Lorenzo, con il numero 5 Pozza Mattias, con il numero 6 Pastilongo Pietro, con il numero 7 Nirones Mario, con il numero 8 Toffoli Federico, con il numero 9 Simari Raffaele, con il numero 10 Ferrarini Zeno, con il numero 11 Rossignoli Kevin, con il numero 12 Favalli Eros, con il numero 13 Cozzolino Leonardo, con il numero 14 Ferriani Leonardo, con il numero 15 Cicchelero Pietro, con il numero 16 Benini Patria, con il numero 17 Bregoli Iago, con il numero 18 Amanar Mohamed, con il numero 19 Taktur Am, con il numero 20 Ferrarini Mattia. Buona partita a tutti.
rovina, radicale come una rapina, lucidezza della strada, mostrami dove della strada brasiliana, se metti tutto nella brada, ti porto già del meno male la Copacabana.
Ma non
Vai!
applauso a tutti gli atleti della finale della Coppa Interprovinciale Under 16, Arcella e Trevensolo. Invitiamo i ragazzi ad avvicinarsi al banco delle premiazioni. Un doveroso ringraziamento al Real Martellago per l'ospitalità fornita in questa struttura meravigliosa. Un ringraziamento all'amministrazione comunale, Alessandro Borsetto, segretario generale della FIGC del Veneto, consegna al dirigente della società un omaggio. Grazie. Procediamo con le premiazioni, un riconoscimento alla terna arbitrale cui merita un applauso. Come diciamo sempre, senza di loro non possiamo giocare le partite. Consegna il segretario Alessandro Borsetto alla terna arbitrale un omaggio. Un ringraziamento speciale anche al nostro medico federale, dottor Milo Ferroni, che si è messo a disposizione per entrambe le gare di finale per assistere i nostri ragazzi. Grazie Milo. Chiediamo al Trevensolo e all'Arcella di avvicinarsi, grazie, forza. Un applauso ai ragazzi del Trevensolo, secondi finalisti, vengono premiati da Fabio De Vecchi, consigliere regionale di Treviso. Forza ragazzi, forza, dai, grazie.
Viene consegnata al capitano del Provenzolo la targa ricordo della finale della Coppa Interprovinciale Under 16. Grazie ragazzi e grazie ai nostri genitori e al pubblico di Provenzolo accorso oggi a Martellago. Procediamo con la finalista vincente della Coppa Interprovinciale Under 16, la società Arcella Padova. Consegna la Coppa il consigliere regionale di Padova Piero Pianzale ai campioni della Coppa Interprovinciale Under 16.